Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Arrestato lo chef pusher dei VIP, Mario Di Ferro, gestore di un noto ristorante accusato di rifornire di droga la Palermo Bene. Tra i clienti anche l'ex presidente ARS Gianfranco Miccichè. Naro, incendio di natura dolosa distrugge 30 ettari di terreno sottratto alla mafia. È l'ennesimo gesto intimidatorio ai danni della cooperativa Livatino Libera Terra. L'economia siciliana cresce, la fotografia arriva dal report annuale della Banca d'Italia presentato oggi a Palermo. Bene edilizia e terziario, aumenta il reddito medio delle famiglie ma l'inflazione si fa sentire. 11 miliardi per i cantieri che serviranno a velocizzare le ferrovie. Sarà utilizzata la nuova tecnologia BIM per il collegamento Palermo-Catania-Messina, per la tratta Palermo-Trapani e per la fermata all'aeroporto di Trapani-Birgi. Marissa Eni, 60 anni di volo, grande festa nella stazione elicotteri di Catania della Marina Militare. Sabato apertura al pubblico con l'Open Day. Tesori riemersi durante i lavori di riqualificazione di piazza Cardinale Pappalardo a Catania, rinvenuti reperti archeologici risalenti all'era di Federico II. Bene, lo avete sentito, arrestato a Palermo lo chef Mario Di Ferro, volto noto della mondanità cittadina. Il gestore del ristorante Villa Zito, secondo gli inquirenti, sarebbe lo spacciatore dei VIP. Tra i clienti ci sarebbe anche l'ex presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè. Sentiamo. Sarebbe il pusher dei VIP di Palermo e il primo caso di cessione agli stupefacente contestatogli nel mese di aprile scorso non sarebbe certamente l'unico. Almeno questa è l'accusa mossa allo chef nonché gestore del noto ristorante di Villa Zito in pieno centro della città di Palermo, Mario Di Ferro. Il GIP Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per 6 persone alle quali vengono contestati a vario titolo diversi episodi di vendita e cessione di droga ai clienti della Palermo Bene. Tra gli indagati c'è proprio lui, Mario Di Ferro, accusato nel provvedimento di aver procurato e ceduto cocaina tra gli altri all'ex presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. L'inchiesta è coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Miccichè andava a comprare la droga con l'auto blu, quella di servizio dell'ARS secondo l'ordinanza. Si tratta della stessa autovettura nella quale nei giorni scorsi è stato trovato un dispositivo GPS piazzato per seguire i suoi spostamenti. Lui, Miccichè, ammette di conoscere Mario Di Ferro. Andavo alle sue feste che erano molto divertenti ma non c'era droga, dice. Poi con una nota ufficiale precisa: escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con il lampeggiante acceso, è un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto del male a nessuno, non avrei mai rubato un centesimo. Per ognuno di noi qualche errore nella vita l'ho fatto. L'importante è essere a posto con la propria coscienza e io lo sono. Il procedimento nasce da un'intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine. Gli inquirenti ritengono di essere arrivati ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici dei clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato 3 suoi dipendenti come pusher. Sia i Salamone che i dipendenti sono indagati. A Di Ferro sono stati concessi gli arresti domiciliari, ai Salamone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai 3 dipendenti di Villa Zito è stato imposto l'obbligo di firma. Mario Di Ferro fu sorpreso ad aprile a vendere cocaina all'ex funzionario dell'ARS Giancarlo Migliorisi, all'epoca nella segreteria tecnica del presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno. Migliorisi ammise l'acquisto e venne licenziato da Galvagno. Già allora si disse che la droga però fosse destinata a qualcun altro. E continuiamo con la cronaca. Rapina a un portavalori a Palermo. 5 uomini incappucciati hanno bloccato il furgone che stava per raggiungere l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Dopo aver sottratto i soldi, 5 sono fuggiti a bordo di una Lancia Y rubata. Il bottino è di oltre 100.000 euro. A Naro bruciato un terreno confiscato alla mafia e coltivato dalla Coop Livatino Libera Terra. Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che ha distrutto circa 30 ettari di terra coltivata a grano. Davide Sarto.
Oltre 30 ettari di terreno coltivato a grano in contrada Gibesi dalla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra di Naro, diretta da Giovanni Loiacono, sono stati incendiati. È un fondo confiscato alla mafia oltre 30 anni fa e assegnato alla Rosario Livatino Libera Terra nel 2015. Pochi sono i dubbi sull'origine dolosa delle fiamme. I focolai sono divampati da punti diversi e anche da porzioni di terreni assegnati divisi da ampie strade asfaltate. Si tratta di una escalation di danneggiamenti che perdura dal 2019 ad oggi. Purtroppo non è il primo evento che viene denunciato, solo nella contrada Gibesi siamo all'8ª denuncia negli ultimi 8 anni. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, della procura, comunque delle istituzioni che sono vicine alla cooperativa Rosario Livatino, purtroppo i fatti sono questi. Ancora questi eventi si ripetono, pertanto la situazione è preoccupante, sarebbe auspicabile una diversa coordinazione tra tutte le istituzioni, tra la cooperativa ma anche il mondo dell'associazionismo, affinché si trovi il modo per ripristinare la legalità in questi luoghi. Anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, esprime solidarietà alla cooperativa e si dice rammaricata per quanto accaduto. Ogni anno di questi tempi è come un rituale. A me i rituali non piacciono, sono veramente indignata, quello sì. Ragazzi che dalla mattina alla sera, ogni giorno dell'anno, si spendono per portare avanti un'iniziativa per dare sostegno alle loro famiglie, ma soprattutto una cooperativa che è simbolo alla lotta alla mafia, perché è una gestione di un bene confiscato virtuoso. E allora non posso che essere arrabbiata, forse dire poco. Sono veramente indignata. Il danno provocato alla cooperativa è stato quantificato in circa 20.000 euro ed è coperto da assicurazione. Indagano i carabinieri. Il TAR Etneo ha rigettato il ricorso contro la costruzione della nuova cittadella giudiziaria in Viale Africa a Catania. Lo rendono noto gli assessori regionali all'economia Marco Falcone e alle infrastrutture Alessandro Aricò. E cambiamo argomento, cresce l'economia siciliana. Il report annuale della Banca d'Italia presentato oggi a Palermo registra un più 3,7%. Bene edilizia e terziario, stagnante l'industria. Il reddito medio delle famiglie è aumentato del 5,65%, ma l'inflazione si fa ancora sentire. Marco Gullà. L'economia siciliana cresce, la fotografia arriva dal report annuale della Banca d'Italia. Nonostante l'inflazione, l'economia dell'isola, secondo Banca d'Italia, è aumentata del 3,7%, in linea con la media nazionale. Una crescita che ha quindi consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto connessa con la pandemia. Molto bene l'edilizia, il settore terziario, il turismo infatti continua a fornire numeri positivi per la nostra isola. L'estrema sintesi del rapporto è che l'economia siciliana nel 2022 cresce in misura significativa in linea con il resto dell'Italia, più 3,7%, quindi non una crescita dello 0, a cui purtroppo eravamo abituati in qualche anno addietro. Non cresce uniformemente durante l'anno perché nella seconda parte dell'anno c'è un rallentamento, e le cause sono presto dette, tensioni geopolitiche, l'incremento dell'inflazione, l'incremento dei tassi. Non cresce uniformemente per settori, crescono di più le costruzioni, cresce di più il terziario, il turismo, rimane piatta l'industria, ma quello che si può dire è che la crescita del 2021 e la crescita del 2022 hanno riportato il valore aggiunto dell'economia siciliana quasi completamente ai livelli pre-pandemici. Non cresce però l'industria, settore che non ha registrato passi di crescita. Il settore che segna una stagnazione rispetto all'anno prima è l'industria. L'industria registra un valore aggiunto simile a quello dell'anno prima. L'agricoltura, che pesa poco peraltro, ha un leggero decremento. Quello che cresce di più ovviamente sono le costruzioni e, come abbiamo detto, il turismo. Questo andamento positivo però non è stato omogeneo sotto il profilo temporale, perché verso la seconda parte dell'anno l'economia ha rallentato e non è stata omogenea neanche dal punto di vista dei singoli settori. Per alcuni settori è andata particolarmente bene, in particolare mi riferisco ai servizi, al turismo e alle costruzioni, che sono andati particolarmente bene. Invece nell'industria la situazione è rimasta
stazionario. Il primo trimestre del 2022 ha inoltre prodotto 24.000 posti di lavoro. Per la Banca d'Italia è un segnale assolutamente importante. Il reddito delle famiglie siciliane nel 2022 è cresciuto inoltre del 5,6%, ma l'elevato tasso di inflazione ne ha determinato una contrazione dell'1,3% in termini reali. I consumi hanno proseguito la ripresa avviata nel 2021. I rincari e il deterioramento del clima di fiducia hanno impedito il pieno recupero rispetto al periodo pre-pandemia. 11 miliardi per velocizzare le tratte ferroviarie in Sicilia. Sarà utilizzata la nuova tecnologia BIM nei cantieri per il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina, per la tratta Palermo-Trapani e per realizzare la fermata all'aeroporto di Trapani-Birgi. Natale Bruno. Valgono 11 miliardi i cantieri per realizzare il nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina, per velocizzare la Palermo-Trapani via Milo e per realizzare la fermata all'aeroporto di Trapani Birgi, su un totale di 50 miliardi di investimenti di rete ferroviaria italiana in corso in tutta Italia. Avranno un fortissimo impatto sull'economia siciliana, ma per realizzare in tempi adeguati i piani di alta velocità servono le talbe BIM, ovvero frese meccaniche spesso utilizzate per spianare la strada alla metropolitana nelle città. Parola di Filippo Palazzo, il commissario straordinario per la Palermo-Catania-Messina. È uno strumento nuovo che digitalizza l'intero progetto, e quindi da questa digitalizzazione si può tirar fuori una serie di risposte molto interessanti. Oltre che la progettazione serve anche per il controllo dei lavori, utilizzando strumenti moderni che vanno dai classici computi metrici rilevati a mano fino all'utilizzo dei droni per riprendere delle situazioni che, appunto, essendo poi riscontrabili con un progetto digitalizzato, è possibile fare anche un avanzamento dei lavori molto interessante. È uno strumento molto utile anche per il controllo e per l'informazione che possiamo avere tutti. Anche il semplice cittadino può, collegandosi ad alcuni siti che sono in via di implementazione, in via di consolidamento, può avere notizie aggiornatissime sul tipo di lavoro e a che punto siamo arrivati. Il presidente di ANCE Sicilia, spiega l'associazione dei costruttori, ha avviato un'interlocuzione con WeBuild, ex Gruppo Salini, il principale appaltatore dell'alta velocità nell'isola, e nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro con lo scopo di individuare per ogni territorio tutte le imprese specializzate associate ad ANCE Sicilia che possono concorrere a comporre le filiere. Il nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina è stato tutto appaltato e le prestazioni sono state consegnate per tutti i lotti, sia per i 6 lotti della Palermo-Catania, sia per i 2 lotti della Catania-Messina, quindi sono tutti operativi. Per gestire i cantieri aiutati dalla nuova tecnologia BIM serviranno almeno 10.000 maestranze e centinaia di imprese da formare in filiere specializzate e dedicate. Porto di Tremestieri a Messina a rischio incompiuta. I lavori sono fermi da mesi. Il Ministero delle Infrastrutture sta revocando un finanziamento da 17 milioni e i costi sono aumentati del 60%. Francesco Triolo. Un intero litorale sventrato nella zona sud di Messina, un porto, quello di Tremestieri, che nella progettazione iniziale del 2009 avrebbe dovuto liberare definitivamente in pochi anni la città dal passaggio delle auto e dei mezzi pesanti che devono traghettare, ed invece quella mega opera fondamentale per Messina rischia di diventare un'incompiuta. Ad oggi è stato completato appena un quarto dei lavori previsti, una lentezza che ha fatto aumentare nel frattempo anche i costi. La nuova stima per il completamento dell'opera è di 43 milioni, una somma che si aggiunge a quella originale di 72 milioni. Oggi, in sostanza, il porto di Tremestieri costerebbe il 60% in più di quanto stanziato 15 anni fa. La causa è da ricercare nell'aumento dei costi dei materiali, ma anche nella lentezza con cui si è sviluppata tutta la fase di progettazione, affidamento e realizzazione. Ed in bilico adesso ci sono altri 17 milioni di fondi che, non spesi, sono oggetto di una revoca da parte del Ministero delle Infrastrutture, e non sono poche le polemiche che si sono scatenate in città. Viene sancito di fatto che il porto di Tremestieri, l'opera e l'infrastruttura più importante di questo territorio, è un'incompiuta. Da diversi mesi, probabilmente da un anno, diciamo, come Will Trasporti, che quel cantiere è deserto ed è fermo.
Oggi vengono a mancare 17 milioni di euro di finanziamenti da parte del Ministero, sono i fondi PON, verranno a mancare altri 4 milioni e mezzo di fondi PAC. Getta acqua sul fuoco invece l'amministrazione, che rinvia all'autorità portuale, pronta comunque ad inserire a bilancio i fondi necessari se dovessero essere revocati. Normalmente quando si fanno delle affermazioni si parla con carte alla mano, purtroppo in questa città si vive molto di superficialità, indipendentemente dal ritiro del finanziamento o meno. L'autorità di sistema ha una convenzione con il comune di Messina siglata nel gennaio 2018 che prevede il cofinanziamento per la somma di cui stiamo parlando, per cui mi verrebbe da dire, per citare qualcuno importante, tanto rumore per nulla. In questo momento quello del porto di Tremestieri è il cantiere più grande ed importante che c'è in provincia di Messina. I lavori sono fermi per la difficile situazione della nuova Coedmar, l'azienda che ha vinto l'appalto e che ha in corso una procedura giudiziale dalla quale può venire fuori solo se riesce a cedere il ramo d'azienda siciliano. I carabinieri di Catania hanno salvato un 59enne che, dopo aver ricevuto una lettera di licenziamento da un'azienda, è salito sulla terrazza di uno degli edifici delle ciminiere e, scavalcando il parapetto, si è messo a cavalcioni su una trave perimetrale esterna, alta circa 20 metri dal suolo, minacciando di lanciarsi. A notare l'uomo sono stati dei passanti che hanno chiamato il 112. Dopo una complessa attività di negoziazione, i carabinieri hanno convinto l'uomo a desistere. Ha destato allarme la nota diramata dall'ASP di Catania che sospende i ricoveri programmabili dal 15 luglio al 15 settembre. Il direttore sanitario Antonino Rapisarda ai nostri microfoni chiarisce che le urgenze restano garantite. Resta attuale però il problema della carenza d'organico. Sentiamo Emanuela Corsi. La nota è la nota che abbiamo fatto tutti gli anni, che si faceva anche quando ero medico giovane, per permettere la fruizione di ferie al personale che, voglio ricordare, in questo momento storico è particolarmente stanco. Il direttore sanitario dell'ASP di Catania, Antonino Rapisarda, chiarisce il contenuto della nota diramata dall'azienda ai presidi ospedalieri relativa alla sospensione dei ricoveri programmabili dal 15 luglio al 15 settembre, che ha suscitato preoccupazione e allarme. Non vuole assolutamente dire che chiudiamo i ricoveri, anzi continueremo a garantire tutte le attività assistenziali. Ma al di là della nota resta la situazione critica di molti ospedali del Catanese che, come nel resto d'Italia, soffrono per la carenza di personale medico ed infermieristico. Il problema è legato al cambio generazionale. Ci sono stati adesso tutti i pensionamenti di tutti quelli che erano entrati 40 anni fa e non ci sono in numero adeguato quelli che possono sostituirli. Se da un lato c'è stato l'aumento dell'offerta sanitaria pubblica con l'inaugurazione dell'ospedale San Marco e la riapertura del pronto soccorso di Giarre, dall'altra, spiega Rapisarda, si sta lavorando per superare la carenza di personale riformulando l'offerta. Relativamente al San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre, che serve un'utenza di circa 80.000 abitanti, è al vaglio l'ipotesi di un accorpamento con il Santa Marta di Acireale e il Cannizzaro di Catania. A mio modo di vedere è certamente una buona idea. Certo, bisogna lavorarci, perché chi lavora all'ospedale di Giarra ha un contratto con l'ASP di Catania, chi lavora al Cannizzaro ha un contratto col Cannizzaro. Non è una cosa, ritengo, che si può fare dall'oggi al domani. In prospettiva certamente mi sembra una buona idea. Poi c'è il tema delle liste d'attesa infinite per visite ed esami specialistici presso gli ospedali, altro nervo scoperto ormai da tempo. Abbiamo avuto un input molto chiaro dell'assessorato, abbiamo delle somme a disposizione importanti per il recupero delle liste d'attesa e ci stiamo muovendo in questo senso. Le voglio anticipare per esempio che per gli screening oncologici siamo già in linea. Nonostante la fuga verso la sanità privata, l'obiettivo è difendere la sanità pubblica, dove non esistono soltanto criticità ma anche eccellenze, affinché tutti i cittadini possano ricevere servizi adeguati. Noi che ci crediamo certamente non faremo mai morire la sanità pubblica, o, come direbbe un buon soldato, moriremo con lei. Speriamo che questo non abbia mai a succedere e faremo l'impossibile perché non succeda. Sono stati assolti dai giudici della Corte d'Appello gli ex assessori della Regione Siciliana Lucia Borsellino, Baldassarre Gucciardi e Ruggero Razza e i dirigenti generali Salvatore Sammartano e Mario La Rocca per i compensi pagati dalla Regione Siciliana ai componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù nel periodo 2015-2020. In primo grado erano stati condannati a risarcire la Regione per circa 381.000 euro.
Cambiamo argomento. Marista Eli, la stazione elicotteri della Marina Militare di Catania compie 60 anni. Oggi la celebrazione dell'anniversario alla presenza dei comandanti in capo delle forze armate. Sabato apertura al pubblico con l'Open Day. Lorena Dolci. Non parlano solo il linguaggio della guerra. Questi giganti si alzano in volo nel caso di eruzione dell'Etna o per l'emergenza Stromboli. Intervengono per trasporti sanitari urgenti fino ai soccorsi in mare dei migranti. Somma tutte queste funzioni Marista Eli, la stazione elicotteri della Marina Militare Italiana, che festeggia oggi 60 anni dalla fondazione. A dare il benvenuto il comandante della stazione, che ricorda gli innumerevoli compiti, oltre al fondamentale supporto alle squadre navali. Compiti fondamentali sono anche il supporto alla protezione civile, antincendio boschivo che è appena iniziato. Come ogni anno abbiamo un elicottero pronto a decollare in un'ora per poter intervenire su eventuali incendi nella zona del catanese e non solo. Coinvolta in tutte le principali operazioni della Marina Militare, Marista Eli rafforza la sua vocazione di addestramento, diventando da quest'anno centro di formazione degli equipaggi in volo. Fondamentale l'addestramento in un'area particolarmente impegnativa e collegata anche a tanti rischi, che è quella delle operazioni aeree, che sono essenziali per l'operatività della squadra navale. Poco più di 500 addetti, un parco mezzi di 20 aeromobili che si va rinnovando. Quest'anno, nel 2023, proprio nel 60° anniversario, viene costituito adesso il terzo polo a Marista Eli Catania, nel senso che oltre agli elicotteri H101 e agli AB212 verranno i modernissimi ultimi SH90. Potrete ammirarli da vicino sabato prossimo, quando Marista Eli aprirà le porte al pubblico dalle 9 alle 18 per l'Open Day, rivolta a grandi e piccini. Ci sarà da divertirsi anche per i più piccini, vedere elicotteri, simulatori e giochi di ogni tipo, quindi interessante, da fascia d'età dai 6 ai 60 anni, agli 80 anni, ai 100 anni, la base è aperta a tutti, vi aspettiamo con ansia. A Catania riemergono tesori archeologici durante gli scavi per la riqualificazione della piazza Cardinale Pappalardo, ex piazza Duca di Genova. Si tratterebbe di reperti risalenti all'epoca di Federico II. Ci racconta tutto Simona Mazzone. Appartengono all'era di Federico II i reperti rinvenuti durante i lavori di riqualificazione di piazza Cardinale Pappalardo, ex Duca di Genova, nel cuore della Civita a Catania. Si tratta di piccoli oggetti suppellettili dell'epoca, venuti alla luce senza eccessiva sorpresa, visto che Catania è stata ricostruita su più strati e ogni scavo riserva spesso qualche ritrovamento, tanto che di fronte a questa probabile evenienza a inizio lavori era presente un professionista archeologo del comune. I ritrovamenti affidati alla sovrintendenza sono stati subito catalogati e analizzati dagli archeologi, che li hanno appunto datati. In particolare si tratta di frammenti di maioliche, le state vedendo nelle immagini, risalenti al periodo tra il XII e il XIII secolo. Nel cavo di una scodella è dipinto lo stemma di una famiglia nobiliare, pare sia quello degli Asburgo. Inoltre le strutture venute alla luce sono forse collegate con il medievale porto saraceno e gli scavi proseguono, magari per rinvenire altri tesori storici, come non si arrestano i lavori di riqualificazione della piazza. Si procederà con un lavoro stratigrafico, quindi degli scavi a mano per ovviamente valutare la natura dei ritrovamenti che sicuramente risalgono all'epoca federiciana, medievale, quindi 1200-1300, mentre nel resto della piazza si faranno circa 6-7 saggi a random per valutare eventuali altri ritrovamenti. Anche questo fa parte di quei progetti di riqualificazione che riguarda diverse piazze cittadine, lavori interamente finanziati con fondi comunitari. Qualora dovessero essere rinvenuti, oltre agli oggetti, anche ambienti, il progetto iniziale potrebbe variare in itinere. Si faranno delle valutazioni successive, come si è detto la direzione è disponibilissima a eventualmente modificare il progetto, saranno valutazioni che faremo successivamente. Allo stato dell'arte non c'è questa necessità. E chi spera che la piazza possa tornare ad essere un grande parcheggio non può essere accontentato. Sarà una piazza riqualificata all'insegna del green, con alberi, aiuole, e anche lo stesso materiale sarà, di pavimentazione, sarà un materiale drenante, anche perché sono state utilizzate risorse per trasformare questa piazza in una piazza permeabile, che certamente piacerà
ai residenti ma anche ai cittadini. Se la sovrintendenza lo reputerà necessario, alcune porzioni dell'epoca ritenute interessanti potrebbero essere lasciate visibili, circondate da una cornice naturale. Ci fermiamo, tra poco le ultime sul calcio Catania, non mancate. Bentornati, siamo al calcio, vertice di mercato nel fine settimana per la dirigenza del Catania che in concomitanza con l'arrivo in città dell'allenatore Tabbiani porrà le basi per la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. Angelo Gaiano. La full immersion servirà per gettare le basi del nuovo Catania, il primo fine settimana di luglio, che solitamente apre le vacanze estive. In casa rossazzurra sarà invece dedicato alla pianificazione del mercato. Si comincia venerdì pomeriggio e si andrà avanti almeno fino a sabato mattina. Carra, Grella, Laneri e Tabbiani saranno dunque allo stesso tavolo per disegnare, come detto, la squadra per la prossima stagione. Un lavoro profondo che inizierà dalle conferme, che saranno poche. E di questo gruppo dovrebbero fare parte, oltre a Castellini e Lorenzini, anche Chiarella, Rapisarda, Rizzo, Russotto, Palermo, De Luca e Sarao. Difficile la permanenza in rosso-azzurro del giovane portiere Beters, mentre per Vitale si aspetta la Sampdoria. Il destino di Giovinco è invece legato alle scelte tecniche e tattiche di Tabbiani. Nel corso del vertice di mercato si discuterà anche del futuro di Ciccio Lodi. Il capitano ha comunque un confronto diretto con la dirigenza etnea. Fatta questa premessa, appare chiaro che il Catania dovrà operare sul mercato in maniera profonda, a cominciare dall'estremo difensore. Se dovesse partire, come sembra anche Beters, vicino al trasferimento al Palermo, serviranno infatti due portieri. Radiomercato accosta al club rossazzurro Davide Marfella, nell'ultima stagione terzo portiere a Napoli. La costruzione della squadra per il prossimo anno richiederà comunque interventi in ogni reparto. In difesa, oltre a due laterali sinistri, serve anche l'alternativa a Rapisarda a destra e almeno due centrali. In mezzo al campo sono insistenti le voci di un ritorno a Catania, la sua città, di Kevin Biondi, ma almeno per il momento di concreto c'è poco. Dal futuro di Lodi dipenderà il resto. Diversi nomi accostati alla club rossoazzurro per la mediana, tra questi c'è anche quello di Sevo Cico, che ha però caratteristiche più offensive. Sul giovane di origine albanese ci sarebbero anche Picerno e Avellino, ma la spesa per il centrocampo prevede altri due acquisti almeno. In avanti servono, oltre a due attaccanti centrali, almeno due esterni. Il cantiere Catania, come detto, è aperto e dal 1 luglio arriveranno le prime novità. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.